2017, 12ª edizione, la prima volta ad Alghero. Questo cambiamento è stato influenzato anche dalla collaborazione di Giampiero Bazzu, che ci ha ispirato con il suo Don Chisciotte e con il suo sguardo visionario sul mondo, un mondo di corti appunto, che è la caratteristica di questo festival. Ma quest'anno abbiamo fatto anche degli aggiornamenti con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinecittà, la scuola di cinema più importante che abbiamo in Italia, con la partecipazione di 2 docenti d'eccezione come Gianluca Arcopinto per la produzione cinematografica e del maestro della fotografia, il direttore Peppe Lanci, ma la partecipazione anche di un regista internazionale come Béla Tarr, un regista irraggiungibile che poi abbiamo scoperto parlandoci che è un regista molto vicino, e rimarranno impresse le parole che ha detto, specialmente rivolto ai giovani. I giovani che si vogliono avvicinare al cinema non devono bussare alla porta, ma la devono buttare giù. Ma il successo più grande di questo festival rimane comunque la collaborazione, uno staff d'eccezione, dei giovani veramente in gamba, tutti volontari, tutti simpatici, tutti in armonia, che hanno lavorato fino alle 2, alle 3 di notte, e la mattina vederli svegli prima di me qui che già correvano per le sale mi ha fatto molto piacere. Ha detto giustamente Carlo Tessì che è questa la forza del Sardinia Film Festival.